Innanzitutto vorrei dare i saluti a miei Guru Vajradhara, Khentin Taisito Rinpoche, Surma Rinpoche, Gyalwar Rinpoche, Mingyur Rinpoche, all the other Rinpoches, Lamas and Tulku, tutti i Guru, i Khenpo, gli amici spirituali, tutti coloro che l'Oceano del Sangha. Vorrei offrire a tutti voi il mio benvenuto e i miei migliori saluti per questi ultimi giorni del 38esimo Kagyu Lam. Oggi vorrei prendere questa opportunità per parlare, esprimere la mia più sincera gratitudine a Guru Vajradhara, del Lord of the Family. Come voi sapete bene, Changon Situ Rinpoche il primo dal punto di vista della storia tibetana. Changon Situ Rinpoche è importantissimo lama in Tibet. C'è una supplica per Changon Situpa che sin da quando si è incarnato innumerevoli volte in India, e poi è Marpa Chokilodro, e molte rinascite in Tibet. Drogon Rechen ha avuto tantissime vite come maestri della scuola Karma Kansan, fra le varie vite precedenti di Khentin Taisitupa. Spesso ha mostrato grandi realizzazioni e grandi capacità di guidare gli esseri, in modo particolare il titolo Taisitupa è un titolo che gli è stato dato Chogi Gyaltsen, uno dei Taisitupa, il primo Taisitupa, fra le varie reincarnazioni dei Situ Rinpoche. Ce n'erano due che avevano il nome Chogi Gyaltsen, quindi è il primo di queste due, il primo Chogi Gyaltsen del lignaggio dei Taisitupa, che ha ricevuto questo titolo, ed era un allievo del quinto Karmapa Deshin Shepa, e il titolo è stato dato dall'imperatore Yonlu della dinastia Ming. Da quel tempo in poi gli è stato dato il titolo Khentin, che poi è diventato Khentin. Karmapa Deshin Shepa gli diede il titolo di Taisitupa. Situ Tashipajur è la reincarnazione di Situ Tashipajur, studente del sesto Karmapa. Quindi ci sono varie reincarnazioni di Situ Rinpoche e quindi il lignaggio di Situ Rinpoche è uno dei primi lignaggi di reincarnazioni in Tibet connessi con il Karmapa. Quindi, dopo il Karmapa e Shama Rinpoche, il prossimo dal punto di vista storico è Situ Rinpoche. Quindi fino al settimo Taisitupa, fino al settimo, il suo compito principale era di occuparsi del monastero Karma Gun. L'ottavo Taisitupa, ma Pandita Choki Junne, non era importante solo nella scuola Karma Kagyu, ma era importante anche una delle figure più importanti dal punto di vista dello studio, nella tradizione degli eruditi del Tibet. Era un tempo in cui c'era un sacco di problemi politici in Tibet, e fra tutti i maestri esistenti all'epoca, il 12° Karmapa, Wanchuk Dorje, e l'8° Situ
scusate, l'ottavo Shama, sono stati invitati in Cina dall'imperatore cinese, ma entrambi hanno lasciato il corpo e quindi era un periodo difficile per Ignazio Karma Kamsam perché era rimasto senza le guide e quindi l'ottavo Taishitupa si è preso in carico anche di questo e quindi c'era il pericolo che gli insegnamenti andassero scemando. Il monastero di Palpun in Degen, nel Kham, attraverso nella regione del Kham, che è il principale monastero Karma Kamsam, Palpun Monastery, ci sono un sacco di studi, grammatica, poetica, medicina, astrologia, eccetera. Quindi la diffusione della conoscenza di questo lignaggio si è espansa in modo molto ampio e quindi Palpun è diventato un centro importante, di cultura importante. Il particolare è questo Kentidaishitupa, Doyo Drupa, dal punto di vista dei tre training, listening, reflecting, meditation, quindi l'ascolto, la riflessione e la meditazione, è un guru di tutte le qualità, questo non è neanche necessario dirlo. In India ha fondato il monastero di Palpun Sherabling e anche si è occupato dei monasteri Benchen, si è anche occupato ha riconosciuto molti tulku di tutti i diversi lignaggi di Dharma e non solo si è occupato anche della loro crescita, della loro educazione, non solo, ma gli ha dato i voti Pratimoksha, Bodhisattva e i voti tantrici a molti monaci e monache della scuola Karma Kamsam, ha dato grande opportunità per tutti nelle diverse aree della conoscenza e quindi ha avuto un'influenza incredibile per gli insegnamenti in senso generale, ampio. È un po' come se fosse la forza vitale del lignaggio Kagyu e la linfa del lignaggio Kagyu. Fra i 4 figli del cuore del Karmapa quello più importante in questo momento è Jamgon Situ Rinpoche. Poi c'è un'animazione di Vajrapani che è Gyaltsab Rinpoche. Non importa se parliamo dal punto di vista mondano oppure di Dharma, sono veramente persone straordinarie, eccezionali. Guru Vajradhara, Khentin Taishitupa, è arrivato alla Bodh Gaya per guidare il 38esimo Kajumollam. Questo dal punto di vista storico è importantissimo, è un evento straordinario e questo si può dire in modo chiaro, senza ombra di dubbio. Non solo è venuto a presiedere gli insegnamenti, ma ha dato la cerimonia della Corona Rossa, insegnamenti sull'aspirazione di Maitreya, e insegnamenti e iniziazioni di Maitreya, e quindi molte persone sono venute a questo evento, sono migliaia di persone qui. E la sua gentilezza è straordinaria, è andato fra la folla a dare il suo blessing a tutti. Rinpoche ha la sua visione particolare di ciò che deve essere fatto e quindi ha chiesto la recitazione di 1 milione di Sancho Mollam, la regina delle aspirazioni, e poi la recitazione di migliaia di mantra di Samaya Vajra Practice. Quindi prendo anch'io l'opportunità da parte mia, quindi vorrei esprimere il mio gioire per il lavoro di Rinpoche e il beneficio che ha dato e in generale quando parliamo di
del Karmapa e dei figli del cuore. Questa è una cosa molto importante, tutti lo sanno questo, ma vorrei ripetere questo. Il 13° Karmapa ha incontrato Situ Chojijunne, hanno avuto Karma Shenpen Gyatso come maestro e lui ha scritto la storia dei grandi maestri della scuola Karma Kagyu, l'attività di tutti i Karmapa e i suoi figli del cuore hanno quindi non possiamo dire che è un guru di questo monastero o di quell'altro monastero, ma il Karmapa e i suoi figli spirituali manifestano la stessa manifestano la stessa capacità, le stesse qualità. È come se fossero inseparabili. Non è una cosa mondana, non è una cosa politica, ma è importante riflettere su questo. È importante dal punto di vista del Dhamma e la ragione è che per varie vite, di vita in vita, alcune volte i vari maestri sono guru, a volte sono discepoli e performano le attività in modo inseparabile, quindi l'inseparabilità di maestri e discepoli, questo è quello che stanno manifestando. Quindi in questo modo, quando noi parliamo del rapporto maestro-discepolo, guru-discepolo, a volte appaiono come guru, a volte appaiono come discepoli, ma comunque sono inseparabili fra di loro. In modo particolare, il nono Karmapa, c'è una preghiera del guru e dei suoi discepoli, e come anche nel tutto il Dorje, il 13° Karmapa c'è un'altra preghiera e una spiegazione riguardo a questa preghiera che dice: i 6 maestri della scuola Karma Kagyu. Questa è una preghiera antica, è una preghiera che è stata scritta dal 13° Karmapa, nessuno gliel'ha richiesta, l'ha scritta di sua spontanea volontà. È una preghiera per il fiorire dell'attività di tutti questi maestri. E quindi ho richiesto che questa preghiera venga aggiunta e questa preghiera è stata aggiunta a quella parte che riguarda i maestri discepoli nel Kanjomon Lambuk. Dusun Khenpa, il fondatore della scuola Karma Kamsan, le successioni dei maestri è avvenuta grazie a questa inseparabilità fra maestro e discepolo. Questa è un po' la peculiarità della scuola Karma Kagyu. Maestri e discepoli sono come i gioielli della corona della scuola Karma Kamsan. Gli Shamarpa, i Situ Rinpoche, i Gyaltsab, Pawo e i vari maestri in connessione diretta con Sua Santità il Karmapa sono gli studenti principali più anziani nel lignaggio. Il Karmapa ha dato il potere ai figli del cuore di continuare la sua attività senza limiti e questo mostra la fiducia che c'è. Noi tutti nei monasteri e nei labram dobbiamo avere fiducia, fede, devozione in tutti questi maestri, non in modo imparziale. Gli attendenti del Karmapa devono pensare che il nostro guru dobbiamo pensare a questi maestri come inseparabili, quindi la loro attività anche la loro attività è inseparabile. E quindi supportare le loro attività
È importante servire i nostri maestri in questo modo, con questa motivazione, con questa fiducia. Questo è un po' che ciò fa la differenza fra altri maestri, ed è questo il motivo per cui il Karmapa ha conferito a loro questo titolo di figli del cuore, figli spirituali. Quindi come allievi, come attendenti, noi dovremmo avere la stessa motivazione, lo stesso rispetto e fornire per quanto possibile lo stesso supporto alle loro attività. Per quanto riguarda il Kajumollam, ci sono 58 monasteri fra monaci e monache che sono qui presenti, rappresentati qui, 95 Kempo Tulku, un sacco di monaci e di monache. Ci sono monaci e monache che vengono da vari centri internazionali e anche monaci e monache di altre tradizioni. Il totale di questi monaci e monache, 4.000, più di 4.058 Sangha members, monaci e monache, gli organizzatori, i volontari, i lavoratori principali. Ci sono 102 volontari, più di 500 volontari, 79 aiutanti locali, maestri di disciplina, eccetera. Ci sono più di 890 persone che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento. Oltre a questo, molte persone vengono dall'India al Nepal, più di 980 persone, se includiamo anche queste. 351 paesi rappresentati. Comunque, molte persone sono venute da tutto il mondo, come noi possiamo vedere, tutti possiamo vedere questo. Ci sono persone che sono costrette a sedersi fuori perché non c'è posto nel tendone, dall'inizio alla fine. C'è virtù all'inizio, virtù nel mezzo, virtù alla fine. Quindi dovremo dedicare il beneficio di tutte queste preghiere, di queste attività, il beneficio di tutti gli esseri, infiniti come lo spazio, finché possano raggiungere l'illuminazione ultima, perché ci sia pace nel mondo, perché questo mondo sia libero dalla guerra, dalla fame, dalla sofferenza, che gli insegnamenti del Buddha vengano diffusi in tutto il mondo senza diminuire. Sua Santità Dalai Lama e tutti gli altri maestri che detengono insegnamenti, che possano avere una lunga vita e che la loro attività possa pervadere tutto lo spazio, che gli insegnamenti da Pokaju possano diffondersi come lo spazio, pervadere tutto lo spazio, per il beneficio di tutti gli esseri, che tutto questo avvenga in modo armonioso, che le attività possano svolgersi in modo armonioso, che tutti gli esseri che sono stati i nostri padri, i nostri madri, tutte le persone con cui noi abbiamo una connessione possano ricevere la benedizione dei tre gioielli e raggiungere velocemente la buddhità. Questa è la mia dedica. Per favore supportatemi in questa dedica.